Progetto Tartatur, valutazione dell'interazione della pesca marittima e delle maricolture con le specie caretta caretta e Tursiops truncatus nella fascia costiera del distretto Alto Adriatico. Questo progetto nasce dalla condivisione dei due flag veneti della necessità di analizzare gli effetti potenziali sul sistema della pesca a seguito dell'introduzione di un SIC marino nell'area nord-adriatica. È un progetto di cooperazione tra flag che ha visto nella fase di progettazione il coinvolgimento delle associazioni di categoria, della Regione del Veneto, di ARPA e dell'Università di Padova. La realizzazione del progetto è stata condotta da UniPD, Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, e dall'Istituto di Ricerca Agriteco. Il progetto si è articolato nelle 10 azioni qui elencate, che saranno descritte nel dettaglio nelle prossime diapositive. Le due specie oggetto del presente progetto sono la tartaruga della specie Caretta caretta e i delfini della specie Tursiops truncatus. Si tratta di due specie la cui tutela è normata da regolamenti nazionali, europei ed internazionali. Sono inserite all'interno di liste di protezione ed il loro ruolo nell'ambiente è fondamentale per il mantenimento dell'equilibrio ecosistemico. Iniziamo ad analizzare i dati storici dei delfini. In questa slide sono evidenziati gli spiaggiamenti nel nord Adriatico. Per quanto riguarda i cetacei, sebbene il trend sia in crescita, questi dati vanno letti anche in funzione dell'attività di raccolta e catalogazione dei dati. Inizialmente erano raccolti in maniera amatoriale, mentre a partire dal 2000 l'Università di Padova ha iniziato la registrazione dei dati che sono stati poi migliorati attraverso progetti specifici che hanno consentito una raccolta più costante di tutti i dati degli spiaggiamenti. Come si può vedere dal grafico, la maggioranza degli spaggiamenti si concentra nei mesi estivi, con un secondo picco relativo ad ottobre. Questo trend si ripete praticamente costante tutti gli anni. Quasi tutti gli spiaggiamenti sono localizzati sul versante italiano dell'Adriatico, ma non è certo che la causa della morte sia avvenuta in acque italiane, poiché la carcassa di un delfino morto, a seguito dell'andamento della corrente alto adriatica, potrebbe venire portata a spiaggiare esclusivamente nelle coste italiane. In questa diapositiva si può vedere l'andamento della circolazione del nord Adriatico. La morte dei cetacei in Alto Adriatico è riferibile principalmente a cause spontanee o ad eventi non determinabili. Le interazioni con l'uomo, come il bycatch o per altre tipologie, sono limitate a circa il 13% del totale. All'interno della percentuale di mortalità indotta da cause antropiche, la pesca è la causa principale, cui seguono le uccisioni da arma da fuoco e come ultima vi sono gli impatti con natanti. Per quanto riguarda gli spiaggiamenti delle tartarughe, tra gli anni 2009 e 2017 abbiamo osservato un andamento crescente, anche questo forse frutto di una migliore capacità di raccolta dei dati. Come per i delfini, anche per le tartarughe le cause di morte sono spesso non valutabili, dato l'elevato stato di decomposizione al momento del recupero delle carcasse. Andando ad analizzare le cause di morte degli esemplari che possono essere valutati, si ha che la maggior parte muore per cause legate a lesioni endomatoso-emorragiche di natura batterica. Minori invece sono le morti causate da ami o dall'impatto con le eliche di natanti. La causa riscontrata però potrebbe essere a sua volta indotta da precedenti interazioni con attività antropiche ed essere quindi una conseguenza di lesioni causate da ami o da eliche. In questa slide è riportata la localizzazione degli avvistamenti e le relative numerosità di delfini rilevate nel monitoraggio svolto da ARPA nel 2018. Si può vedere come la maggior concentrazione di tursiopi sia stata riscontrata nel tratto di mare antistante il delta del Po. Proposta della Regione Veneto per la localizzazione e dell'estensione dell'area SIC
Questa, come si osserva, coincide con l'area di maggior presenza di delfini. Per l'azione 1 del progetto è stata svolta un'indagine tra gli operatori al fine di inquadrare la problematica di interazione tra pesca e specie protette e valutare lo stato di incidenza della pesca su di esse. Sono stati svolti 5 incontri di presentazione del progetto con i pescatori e sono stati somministrati dei questionari per conoscere il loro punto di vista in merito all'interazione tra pesca e specie protette. Tutti i pescatori che dichiarano di usare come metodo di pesca la volante hanno dichiarato di aver avvistato più di 20 tartarughe l'anno. Per quanto riguarda lo strascico demersale e l'attrezzo passivo, la maggior parte dei pescatori dichiara di non averne avvistate ed in quantità minori di averne viste da 1 a 10 esemplari l'anno durante gli ultimi anni. Nel questionario si chiedeva di assegnare a ciascuna stagione un valore da 1 a 4, dove 1 corrispondeva a pochissimi esemplari avvistati e 4 al picco di maggior avvistamento. Nel grafico è riportata la media calcolata per ciascuna stagione. I picchi di avvistamento risultano nei periodi primaverile ed estivo. Per quanto riguarda gli avvistamenti di delfini, tutti i pescatori che pescano con volante hanno dichiarato di aver avvistato più di 20 delfini l'anno. Per quanto riguarda lo strascico demersale, la maggior parte dei pescatori ha dichiarato di averne avvistati più di 20. Nel caso dei pescatori che utilizzano le reti da posta, la metà sostiene di averne visti da 1 a 10 esemplari l'anno negli ultimi anni, il 37,6% da 1 a più di 20. Una parte dei pescatori intervistati non ha risposto. Gli avvistamenti risultano minimi in inverno e massimi nel periodo estivo, ma presenti abbondantemente anche in primavera e autunno. Le catture accidentali sono: un operatore ha dichiarato di aver catturato un delfino con reti da posta. Per le tartarughe, il 62% dei pescatori ha dichiarato di averne catturate almeno una volta. Il grafico, riportato in questa slide, mostra il numero di catture annue. Tutti i pescatori che dichiarano di usare come metodo di pesca la volante hanno catturato più di 20 tartarughe l'anno. Per quanto riguarda lo strascico demersale, circa la metà dichiara di avere catturato da 1 a 10 tartarughe anno, il 46,7% da 10 a più di 20. Nel caso dei pescatori che utilizzano attrezzi passivi, il 93,8% sostiene di non averne catturate. Questi due grafici, relativi alle dichiarazioni dei pescatori in merito ai danni effettuati da tartarughe e tursiopi su reti e pescato, dimostrano che le tartarughe non causano grossi danni ai pescatori. Infatti, ben 33 pescatori su 40 hanno dichiarato di non aver subito danni da tartarughe. Per quanto riguarda i delfini, invece, dalle risposte emerge molto chiara l'indicazione che i tursiopi arrecano danni specialmente quando vanno a predare le reti. La percezione dei pescatori nei confronti delle tartarughe marine è molto positiva. L'80% degli intervistati ritiene importanti per l'ambiente. Le tartarughe non sono ritenute in conflitto con la pesca e tutti affermano di conoscere le procedure da seguire in caso di cattura. Per quanto riguarda i delfini, invece, i pescatori si trovano molto divisi sull'argomento. Il 50% sostiene che sono importanti per l'ambiente marino, ma un 32% non è d'accordo perché li ritiene responsabili della diminuzione del pesce. L'azione 2 riguarda l'analisi socio-economica della pesca marittima interessata dall'interazione con le specie marine protette, tartarughe e tursiope. È stata effettuata quindi un'analisi socio-economica della pesca marittima all'interno della regione del Veneto per conoscere lo stato attuale del comparto. La maggioranza delle imbarcazioni è impiegata nel segmento delle reti da posta, che rappresentano circa il 40% di tutte le imbarcazioni del Veneto. Qui seguono lo strascico con divergenti, le draghe idrauliche e i palangari. Quest'ultimo dato però non corrisponde alla reale consistenza della flotta, in quanto in Veneto la pesca con palangari non viene praticata. Le imbarcazioni ne hanno mantenuto la licenza, inserendo però come secondario le reti da posta. Va segnalato che a seguito dell'introduzione del regolamento 1967 del 2006, detto regolamento del Mediterraneo,
vi è stata una forte riduzione dei battelli a strascico a causa delle limitazioni imposte alla pesca entro le 3 miglia. Attualmente in Veneto vi sono 6 mercati ittici, Venezia e Chioggia che sono i principali per produzione e valore economico, e sono mercati misti con produzioni locali e produzioni nazionali ed estere, mentre gli altri 4, Caole, Portoviro, Pila e Scardovari, sono più legati alle produzioni locali. Nel periodo 2008-2017 la produzione complessiva ha subito un decremento del 17%, con un giro d'affari che si è ridotto di circa il 10%. In Veneto vi sono circa 3.800 imprese che gravitano all'interno del comparto ittico, che rappresentano il 15,4% del dato complessivo nazionale. Nell'ultimo periodo stanno crescendo moltissimo le imprese dedite alla lavorazione dei prodotti ittici, con un incremento di circa il 50%. La motivazione di questa forte crescita viene dalla richiesta del mercato, sempre più portato a prodotti semi-lavorati o completamente trasformati. Il numero di addetti complessivo è di poco superiore alle 7.000 unità, con una variazione 2014-2017 pari all'8%. Questa è la fascia costiera della regione del Veneto, suddivisa in fasce omogenee rispetto alle distanze da costa, al cui interno si sviluppano le attività di pesca. Sono stati rappresentati, per un'informazione più completa, anche gli impianti di mitilicoltura. Lo spazio entro il primo miglio rappresenta l'area con il maggior numero di imbarcazioni potenziali, avendo al suo interno sia le draghe idrauliche, impegnate nella pesca delle vongole adriatiche, sia la maggior parte delle attività effettuate con reti da posta. Lo spazio successivo, compreso tra 1 e 3 miglia, vede esclusivamente la possibilità di pesca da parte delle barche con reti da posta, in quanto la pesca delle vongole non viene svolta a queste distanze, mentre le barche a strascico, a seguito del regolamento del Mediterraneo, sono state escluse. Nello spazio tra 3 e 6 miglia invece sono presenti più mistieri, con draghe idrauliche che pescano fasolari, barche a strascico, cocce, volanti e ramponi, e anche imbarcazioni che utilizzano reti da posta, limitatamente a quelle che sono attrezzate per uscire oltre le 3 miglia. Infine, lo spazio compreso tra 6 e 12 miglia vi possiamo trovare principalmente draghe idrauliche che pescano fasolari e barche a strascico, mentre limitata, se non assente, è l'azione delle barche con reti da posta. In base a queste indicazioni sono state analizzate le potenziali interferenze in caso in cui un SIC marino venga realizzato all'interno delle aree marittime del Veneto. Per ogni fascia di distanza dalla costa sono riportate le potenziali imbarcazioni interessate dalla sua possibile istituzione. La Regione del Veneto ha fatto una proposta per l'istituzione di un'area SIC all'interno del proprio spazio marittimo di competenza di 225 km². Tale area è posta tra 6 e 12 miglia, praticamente davanti alle lagune del Canarin e di Scardovari, nella parte più a sud che confina con l'Emilia-Romagna e dove si unisce a quello proposto da questa regione per formare un'unica area SIC marina. In questa immagine si può osservare come questa proposta di area SIC si inserisce all'interno delle varie attività di pesca e va a interessare con la sua superficie le aree maggiormente utilizzate da pesca con barche a strascico, in quanto i banchi naturali di fasolari sono posti nella parte più a nord delle acque della regione del Veneto. Per quanto riguarda la pesca ricreativa, in totale in Italia vi sono 500.000 operatori. In Veneto quasi 20.000 pescasportivi operano. A livello nazionale la pesca da natante da diporto e quella da terra sono sostanzialmente equidistribuite, mentre molto minore è la pesca subacquea. Per quanto riguarda invece gli attrezzi utilizzati, abbiamo una prevalenza della canna e della lenza. L'incidenza delle catture delle specie ittiche ad opera della pesca ricreativa si concentra principalmente sulle specie ad elevato valore economico, in quanto queste rappresentano dal 15 al 16% del pescato, mentre molto minore è la percentuale di pesca per esemplari dal basso valore economico. Gli obiettivi di questa azione erano di registrare gli avvistamenti e le catture di delfini e tartarughe marine, i tipi di interazione tra questi e i diversi misteri di pesca, con l'eccezione dello strascico pelagico,
e la gestione delle catture accidentali da parte dei pescatori. La registrazione è avvenuta tramite la presenza di osservatori a bordo dei pescherecci durante le normali attività lavorative di pesca. All'azione hanno aderito imbarcazioni di Chioggia, Pila e Caorle, per un totale di 10 pescherecci. Per ciascuna marineria si è cercato di monitorare tutte e tre le tipologie di attrezzo demersale, siano essi passivi, reti da posta in asse, o attivi, strascico e rapido. Le uscite con osservatori a bordo sono state complessivamente 36, condotte tra gennaio 2019 e gennaio 2020. Di tutte le uscite, 25 sono state eseguite a bordo di pescherecci con reti a strascico, 3 su pescherecci con rapidi e 8 su pescherecci muniti con reti da posta. In totale sono state monitorate 153 singole azioni di pesca. In questa immagine si osservano i punti di cala salpa, oggetto di monitoraggio suddivisi per tipologia di attrezzo utilizzato. Durante gli avvistamenti si è cercato di contare il numero di esemplari nella maniera più precisa possibile e cercare di capire il comportamento ottenuto dal branco nei confronti del peschereccio. La numerosità massima è stata di 5 esemplari. Gruppi di queste dimensioni sono stati avvistati sia entro le 12 miglia delle coste italiane, sia circa 30 miglia al largo. Altri avvistamenti di minore numerosità sono stati registrati sia al largo del porto di Chioggia che al largo del porto di Caorle. Nel grafico a barre è illustrato il tipo di comportamento che i delfini avevano durante gli avvistamenti. Nella maggior parte dei casi, il gruppo teneva un comportamento di feeding opportunistico, approfittando dello scarto lasciato dal peschereccio durante la cernita. È avvenuto soltanto un episodio di avvistamento di tartaruga marina, durante il quale sono stati avvistati 2 esemplari. Le catture accidentali di tartaruga sono avvenute 3 volte per un totale di 5 esemplari catturati. Tutti gli eventi di cattura si sono verificati durante la pesca a strascico, il cui tasso di cattura per cala è risultato dello 0,032%. Tutte le tartarughe sembravano attive e in buono stato di salute, sono state quindi rilasciate. Non sono avvenute catture di delfini durante il monitoraggio dell'azione 3. Gli obiettivi di questa azione erano la valutazione della presenza di tartarughe marine e delfini e del loro tipo di interazione con i diversi sistemi di pesca, attraverso la registrazione dei dati da parte dei pescatori, sia per avere una raccolta di dati più costante e ampia rispetto all'azione 3, sia per verificare la fattibilità dell'applicazione di questa attività di monitoraggio su più ampia scala. Al monitoraggio, eseguito tra aprile 2019 e febbraio 2020, hanno aderito 20 imbarcazioni, suddivise tra strascico, rapidi, reti da posta e volanti, come indicato nella tabella. I dati ricavati dalla volante sono stati esclusi dai risultati, poiché avrebbero creato una distorsione dei risultati, in quanto generalmente osservano molti più delfini rispetto agli altri sistemi di pesca. Non è stato possibile definire l'area monitorata in quanto non era richiesta la registrazione delle coordinate di cale e salpe. Per quanto riguarda i delfini, gli eventi di avvistamento di questi animali sono stati 139, dai quali sono stati esclusi gli avvistamenti della volante. Come si osserva dalle immagini riportate durante la stagione primaverile estiva, ci sono stati alcuni avvistamenti di animali vicino alla costa, mentre durante la stagione autunnale e invernale tutti gli avvistamenti sono venuti al largo. Non si sono verificati avvistamenti di tartarughe. Nel grafico è riportato l'andamento mensile degli avvistamenti. Si può osservare che sono concentrati principalmente nel periodo tra giugno e ottobre, con l'eccezione del mese di agosto, durante il quale, a causa del fermo pesca biologico, la presenza di delfini è stata monitorata solo dalle imbarcazioni con reti da posta. Anche nei mesi di maggio, novembre e dicembre si è registrata una moderata quantità di avvistamenti. Per quanto riguarda le catture accidentali, sono state in tutto 43 tartarughe marine e in 31 eventi di cattura accidentale. I punti di cattura sono riportati nelle figure suddivisi tra primavera e estate ed autunno-inverno. Non si sono verificate invece catture accidentali di delfini. La registrazione di catture accidentali di tartaruga marina è avvenuta per la maggior parte nei mesi di maggio, 6 eventi per 7 tartarughe,
e settembre 9,20 per 16 tartarughe e ottobre 4,20 con 5 tartarughe. Tutte le catture accidentali sono avvenute con imbarcazioni con reti a strascico, tranne un caso in cui è incappata in un'imbarcazione con reti da posta durante il mese di maggio. Le due tipologie di monitoraggio, diretto e indiretto, presentano vantaggi e svantaggi. Il monitoraggio diretto permette la raccolta di una quantità maggiore di dati e di dati più completi, con osservazioni effettuate da un osservatore oggettivo. Dall'altra parte, il monitoraggio indiretto permette una raccolta di dati molto più ampia. In entrambi i casi il monitoraggio è dipendente dall'attività di pesca e dall'adesione dei pescatori al progetto. L'obiettivo dell'azione 5 è stato quello di mettere a punto e condividere con le marinerie un protocollo operativo in caso di cattura accidentale di tartarughe marine e delfini. Nel caso sia rinvenuta una tartaruga, la procedura prevede di verificare se la tartaruga è viva e attiva, oppure se risulta in stato comatoso oppure ferita. In caso in cui risulti viva e attiva, l'animale deve essere rilasciato subito in mare, a motori spenti, dalla poppa dell'imbarcazione. La cattura deve comunque essere segnalata. Nel caso in cui la tartaruga invece sia in uno stato comatoso o ferita, deve essere attivata una procedura che permetta di capire se l'animale può ritornare in mare o se deve essere portato a terra e affidato alle strutture depurate alla procedura a terra. In questa scheda sono riportate le indicazioni che ciascun pescatore è tenuto a rispettare nel caso di recupero di un delfino in mare. Innanzitutto bisogna valutare se l'animale è vivo o morto. In quest'ultimo caso l'animale deve essere sbarcato. Se l'animale è vivo invece sono indicate delle procedure da eseguire per il suo rilascio a mare. L'azione 6 ha riguardato l'analisi delle diverse metodologie di riduzione delle interferenze tra pesca e specie protette. Gli strumenti per la limitazione delle interferenze tra pesca e specie protette sono di diverse tipologie. Sono utilizzati dissuasori di tipo acustico, che consistono in sistemi di emissione di suoni sgraditi agli animali, principalmente utilizzati per i delfini, dissuasori iterattivi, che sono una particolare tipologia di dissuasore acustico, dissuasori luminosi, che utilizzano una fonte luminosa come disturbo per tartarughe e tursiopi, e infine dissuasori di tipo fisico, che attraverso la modifica fisica degli attrezzi da pesca impediscono l'ingresso delle tartarughe o ne favoriscono la liberazione senza danneggiarle. Il funzionamento dei dissuasori acustici si basa sull'emissione di segnali acustici utilizzati principalmente come deterrenti per ridurre le catture accidentali nelle reti. Questi dispositivi contribuiscono, almeno per un certo tempo, a ridurre le catture accidentali di piccoli cetacei nelle reti da posta. In Mediterraneo sono utilizzati principalmente per spaventare i delfini, in modo da ridurre la depredazione delle reti, ma in molti casi il beneficio iniziale non si riscontra nel medio e lungo termine. I dissuasori iterattivi sono un tipo di dissuasore acustico che non invia un segnale continuo e persistente, ma si avvia solo in presenza dei delfini. Possono essere utilizzati sia su attrezzi da posta che su reti da traino e hanno lo scopo di tenere i delfini lontano dalle reti. Esiste anche una tipologia di dissuasore acustico per tartarughe marine, ma non è considerato un valido sistema di mitigazione. Alcuni studi sulla reazione delle tartarughe marine agli stimoli acustici suggeriscono che l'intensità del suono per allontanare questi animali dalle reti da posta dovrebbe essere così elevata da non essere selettiva, ed altri studi hanno rilevato l'assuefazione delle tartarughe marine agli stimoli acustici emessi dai dissuasori. Per quanto riguarda i dissuasori luminosi, si tratta di luci a LED, principalmente nello spettro della luce ultravioletto o luce verde, che vengono agganciate alle reti da posta fungendo da segnale della presenza delle reti. Diversi studi hanno dimostrato l'efficacia di questi sistemi nel tenere a distanza di sicurezza le tartarughe. Si tratta di sistemi generalmente a basso costo e che non hanno nessun impatto negativo sull'efficienza di pesca delle reti. I dissuasori fisici per tartarughe, per reti a strascico, consistono in un dispositivo montato su una rete
che consente alle tartarughe di fuggire immediatamente dopo l'entrata nella stessa. Le reti a strascico vengono modificate con la griglia di barre verticali di metallo o di plastica, che corre dalla cima alla base del telaio. Sono studiati in modo da permettere il passaggio delle specie commerciali fino al sacco terminale, mentre quando animali più grandi, come le tartarughe marine, vengono catturati nella rete da traino, colpiscono le barre della griglia e vengono veicolate verso l'esterno. La rimozione di catture indesiderate mentre si pesca a strascico può anche migliorare la qualità delle catture. La difficoltà maggiore nell'uso del TED risiede nella necessità di adattare, modificare e calibrare le griglie rispetto alle caratteristiche delle reti in uso. Esistono diverse tipologie di dissuasori fisici, differenti per materiale e costruzione, forma e angolo di posizionamento all'interno della rete. Possono inoltre essere suddivisi in due gruppi, attivi e passivi, a seconda di come viene esclusa la cattura secondaria. I TED attivi usano il comportamento del pesce per separare le specie target dagli animali non bersaglio, mentre i TED passivi usano il metodo di ordinamento fisico, limitando fisicamente il passaggio di animali di grandi dimensioni. I TED sono inoltre suddivisi in hard TED, che consentono componenti metallici rigidi come griglie e cavi, e soft TED, che utilizzano componenti morbidi come reti e funi. Per quanto riguarda la pesca con palangari, che sono l'attrezzo che causa più catture accidentali di tartarughe marine nel Mediterraneo, esistono differenti parametri che possono essere modificati per ridurre le catture accidentali. Innanzitutto la forma dell'amo. Passando da un tradizionale amo a J ad un amo circolare si aumenta la probabilità che l'amo si agganci esternamente alla mandibola o mascella o nella bocca, invece che essere ingerito e incastrarsi nelle porzioni più profonde del tratto gastroenterico della tartaruga. Un secondo parametro è la dimensione dell'amo. Utilizzando ami più piccoli si riduce la probabilità che vengano ingeriti e si incastrino nel tratto gastroenterico. Anche la modifica del tipo di esca utilizzata influisce sulle catture accidentali. Utilizzando esche che possono essere mangiate in più pezzi, si riduce la probabilità che l'amo venga ingerito. Sembra che anche la profondità degli ami abbia un'influenza sulle catture accidentali e che ne abbia anche la distanza tra la costa e il fondale da pesca. Alla luce dei numerosi studi scientifici effettuati ed ancora in corso, è possibile trarre alcune conclusioni sull'utilizzo di questi sistemi di mitigazione. I dissuasori acustici possono essere efficaci sia con tursiopi che con tartarughe marine, ma la loro efficacia risulta limitata nel tempo. I dissuasori luminosi portano ad una sensibile riduzione delle catture accidentali e non mostrano alcuna interferenza con l'efficacia dei sistemi di pesca. Inoltre hanno dimensioni contenute e sono di facile utilizzo ed applicazione. I dissuasori fisici hanno mostrato buoni risultati nel ridurre le catture accidentali di tartarughe marine e sembrano portare anche un miglioramento della qualità del pescato. La difficoltà si riscontra nel bisogno di adattare il sistema alla tipologia di rete utilizzata. I dissuasori per ami consistono in modifiche fisiche dell'amo stesso e nell'utilizzo di esche non ingeribili in un'unica soluzione. Un ulteriore aspetto importante riguarda l'utilizzo di materiale biodegradabile per i braccioli delle lenze. Per tutti questi sistemi si riscontra la necessità di continuare con la sperimentazione. L'azione 7 del progetto ha riguardato la stesura delle linee guida da seguire per consentire la pesca marittima nel rispetto della tutela delle specie protette. Il progetto Tartatur è stato il primo approccio sul territorio regionale per valutare il grado di interferenza tra la pesca marittima effettuate con reti da traino, reti da posta e ami e le specie protette caretta caretta e Tursiops truncatus. La durata del progetto ha permesso di effettuare un'indagine esplorativa e di inquadrare le problematiche. I risultati ottenuti forniscono un quadro iniziale che dovrà essere approfondito e aggiornato attraverso la prosecuzione delle attività di monitoraggio, di formazione alle categorie interessate e di informazione per la sensibilizzazione di tutti i portatori di interesse. Dall'analisi dei dati raccolti sono emerse alcune criticità. In particolar modo, il progetto Tartatur ha coinvolto i pescatori sin dall'inizio in tutte le attività, ma questo tipo di percorso richiede tempistiche più ampie, in quanto è consolidato seguendo determinati step, quali esposizione,
spiegazione della problematica, proposte di adottamento linee guida, condivisione e aggiornamento delle proposte, condivisione dell'applicazione in un periodo sperimentale di prova. Il progetto Data ha avuto una durata troppo breve per raccogliere un set di dati significativo ed idoneo a formulare ipotesi, proposte, strategie d'azione e misure guida. Non sono stati recepiti dati relativamente alla pesca con volanti, grandi cogolli, reoni e palangari. Non è stato possibile analizzare dati del settore della pesca sportiva, che rappresenta un importante componente a livello regionale. È stato difficile reperire dati nelle zone interessate dalla proposta di istituzione del SIC marino, che sono zone dove opera la quasi totalità dei pescherecci che praticano strascico pelagico con la volante. Terminate le attività progettuali, sono state stilate le linee guida che si articolano in 4 sezioni. Tipologia di intervento, dove sono elencate le tipologie di interventi che possono apportare soluzioni che limitino l'interferenza degli attrezzi da posta con le specie marine caretta caretta e Tursiops truncatus. Ambito di intervento, in cui sono descritte le aree di applicazione delle linee guida. Modalità operative, che descrivono le modalità di applicazione delle tecniche precedentemente elencate. Raccomandazioni, dove sono fornite raccomandazioni da attuare in fase di attività di pesca per limitare ulteriormente le catture accidentali. Per identificare le tipologie di intervento più efficaci si è partiti dalle osservazioni effettuate nel corso delle attività progettuali. Per quanto riguarda la specie caretta caretta, è stato osservato che il 75% degli avvistamenti sono avvenuti in primavera e estate, il 70-75% delle catture sono state effettuate in primavera e estate. Gli attrezzi con maggiore incidenza sono le reti a strascico. Lo stress maggiore si evidenzia con gli attrezzi da posta. Non si evidenziano problemi per il pescato o per gli attrezzi da pesca. Le linee guida per questa specie suggeriscono quindi la modifica specifica degli attrezzi da pesca al fine di evitare o limitare al massimo la cattura delle tartarughe. Per i tursiopi, l'analisi dei dati raccolti indica che sono organismi opportunisti che approfittano della presenza delle reti da pesca per cibarsi senza essere catturati. L'incidenza di cattura rilevata col monitoraggio diretto è pari a 0. Gli avvistamenti da parte dei pescatori sono distribuiti nei 12 mesi solari e diminuiscono solo nei mesi invernali. Quelli evidenziati con il monitoraggio sono concentrati in primavera e estate. Gli operatori lamentano danni ad attrezzi e pescato, abbinato all'avvistamento di tursiopi nelle zone prossime a quelle di pesca. Gli operatori indicano una correlazione diretta tra la presenza di tursiopi e abbondanza di specie ittiche. In questo caso le linee guida indicano di adattare gli attrezzi da pesca con il fine di tenere lontani i delfini dalle reti, evitando danni al pescato, agli attrezzi e ai tursiopi stessi. Le linee guida proposte sono valide in tutti gli ambiti marini antistanti la fascia costiera del Veneto, sia in acque nazionali che internazionali. Queste indicazioni saranno proposte anche nell'iter di sviluppo dell'istituzione del SIC marino. A seguito dell'analisi dei dati raccolti, anche se il progetto ha avuto una durata molto breve per fornire un database significativo dal punto di vista scientifico, sono proposte le linee guida preliminari relativamente a sistemi di pesca a strascico, traino con divergenti e attrezzi da posta, reti, tramagli, barracuda. Per quanto riguarda gli altri attrezzi da pesca utilizzati, sono necessari ulteriori approfondimenti relativi per esempio con la pesca delle volanti, in quanto non analizzate nel presente progetto, ma gli operatori indicano catture di tartarughe oltre i 20 esemplari anno. La pesca con rapidi, monitorati marginalmente e considerata la loro azione necessitano di approfondimenti, ani e lenze, palangari e simili, in quanto i dati raccolti su un numero limitato di imbarcazioni rivelano una non interferenza in contrasto con i risultati del progetto Tartar Life e della letteratura scientifica di riferimento, grandi cogolli, reoni per la pesca stagionale delle seppie, in quanto non sono stati monitorati e non ci sono dati a disposizione,
relativamente alla pesca sportiva per la quale non c'è nessun dato a disposizione. La pesca a strascico con divergenti viene effettuata tutto l'anno, con l'eccezione del fermo tecnico di circa 40-50 giorni e interessa gli operatori di tutta la fascia costiera del Veneto, con circa 200 pescherecci. Può entrare in conflitto soprattutto con le tartarughe marine, che possono essere catturate dalla rete durante le azioni di pesca. Il tursiope invece è principalmente un elemento di disturbo verso il pescato, creando un danno agli operatori e rischiando di procurarsi ferite. Considerando l'obiettivo di riduzione delle interferenze, si suggerisce di proporre alle imprese della pesca a strascico con divergenti l'utilizzo delle griglie di esclusione TED e l'utilizzo di dispositivi acustici per tenere a distanza i delfini, entrambi da utilizzare nel periodo compreso tra aprile ed ottobre di ciascun anno, periodo nel quale si riscontra la maggior presenza delle due specie. Tra gli attrezzi da posta che possono interferire con le due specie vengono presi in considerazione tramagli, barracuda e altri tipi di rete che sono dimostrati sensibili in particolare alle interferenze con tartarughe. I dati acquisiti con i monitoraggi evidenziano che le tartarughe non percepiscono la presenza della rete, rischiando quindi di rimanervi intrappolate, mentre i tursiopi utilizzano la rete come aiuto all'alimentazione. Al fine di ridurre la possibilità di catture accidentali, si suggerisce di proporre alle imprese della pesca l'utilizzo di dissuasori luminosi, posizionati ad una distanza adeguata in modo da avvisare le specie protette e tenerle a distanza dalla rete. Come altra soluzione sono presenti i device sonori. La pesca a strascico, pelagica o volante è effettuata per lo più da imbarcazioni del delta del Po, che si dedicano alla cattura di pesce azzurro operando in coppia. La conformazione della rete e la pratica di pesca non consentono l'applicazione di una griglia di esclusione come il TED. È suggerita quindi l'adozione di device che tengano distanti tartarughe e delfini quali pingers e luci UV. La mancanza di dati nel presente progetto non consente di tracciare linee guida precise e specifiche, ma si ravvisa la necessità di avviare una sperimentazione per valutare direttamente l'impatto di questa pesca sulle due specie. Per quanto riguarda i rapidi, la loro conformazione rende improbabile la cattura di una tartaruga marina o di un delfino, ma non si può escludere la possibilità che le tartarughe marine sul fondo possono essere in qualche modo colpite o ferite dalla bocca fissa. Su questa base si ritiene opportuno avviare una sperimentazione ad hoc per verificare il reale impatto di questi attrezzi su due specie target. Ami e lenze, in particolare i palangari, sono utilizzati da un numero limitato di operatori e per la maggior parte come seconda tipologia di pesca. Nonostante ciò è necessario prevedere alcune misure anche per questi sistemi di pesca e avviare una fase sperimentazione che riguarda l'applicazione degli ami curvi in sostituzione a quelli uncinati a J. A seconda dei risultati della sperimentazione che potranno essere redatte linee guida specifiche e precise. I reoni per seppie sono utilizzati tra febbraio e la metà del mese di maggio, esclusivamente all'interno del miglio nautico da costa e localizzati nel tratto compreso tra Punta Sabbioni e Sottomarina per circa 60 postazioni. Le dimensioni di queste reti sono compatibili con un'eventuale cattura accidentale di specie protette, soprattutto di tartarughe, ma ad oggi non sono disponibili dati che attestino la presenza di queste conflittualità. Si sottolinea quindi la necessità di avviare uno studio per valutare il grado di interazione di questi attrezzi con tartarughe e tursiopi. Secondo i dati MIPAF, i pescatori sportivi del Veneto sono il 5% del totale nazionale. La pesca sportiva ha quindi un'incidenza relativa piuttosto significativa sulle risorse ittiche. In relazione all'attrezzo utilizzato, può considerarsi quindi significativa anche la probabilità di interazione con alcune specie protette. Anche in questo caso, quindi, risulta necessario avviare una sperimentazione con il coinvolgimento dei pescatori sportivi per valutare direttamente gli effetti di questa pesca, con particolare interesse per la pesca con le canne, che risulta la più praticata. L'ultima sezione delle linee guida riguarda le raccomandazioni che vengono fornite a seguito dei risultati ottenuti.
Agli operatori si raccomanda di seguire con attenzione le indicazioni riportate per l'utilizzo degli attrezzi e suggerire eventuali migliorie da apportare, volte sempre nella direzione di limitare le interferenze tra pesca e specie protette. Agli enti competenti si raccomanda di avviare nel più breve tempo possibile le sperimentazioni utili a migliorare le conoscenze sul tema. Alle associazioni di categoria si raccomanda di fungere da tramite tra gli operatori e il mondo della ricerca e gli enti competenti e promuovere incontri formativi o corsi di aggiornamento agli operatori, aumentando in tal modo il clima di fiducia tra gli organi decisori e i pescatori. Inoltre è raccomandata la creazione di un portale regionale o un'applicazione per cellulari in cui tutti possano segnalare eventuali avvistamenti di animali vivi in mare oppure di animali morti anche spiaggiati. Le segnalazioni dovranno essere corredate da una foto esplicativa del caso. All'interno dell'area SIC marina proposta al largo della costa antistante il delta del Po, tutte le attività di pesca dovranno essere regolamentate in modo specifico. Le linee guida fin qui descritte sono valide all'interno di un'area SIC. L'azione 8 comprende le attività di formazione e training sviluppate in favore dei pescatori professionali al fine del riconoscimento della specie. Attraverso l'organizzazione di alcuni incontri con i pescatori professionali sono stati forniti loro gli strumenti per il riconoscimento delle specie di delfino e tartaruga marina presenti in Alto Adriatico. Sono state indicate le modalità di compilazione delle schede di segnalazione e sono state fornite le indicazioni per la gestione delle catture accidentali e le relative procedure di primo soccorso per le tartarughe marine. I dati raccolti e le attività svolte hanno permesso di trarre alcune conclusioni. Innanzitutto appare evidente la necessità di svolgere un monitoraggio temporalmente e spazialmente più ampio, per poter avere un quadro più completo sulla presenza di delfini nelle acque venete. Oltre a questo risulta necessario implementare le metodologie di monitoraggio, ad esempio con monitoraggi tramite drone, per la valutazione della presenza di tartarughe marine. Per quanto riguarda le tartarughe marine è necessario inoltre approfondire l'analisi della mortalità post-rilascio. L'area del delta del Po richiede un monitoraggio più ampio, poiché secondo la letteratura è l'area dove la presenza di delfini e tartarughe marine è maggiore. Il progetto Tartatur ha aiutato nella presa di coscienza del ruolo che i pescatori possono avere nella protezione del mare e delle specie protette che lo abitano. Le criticità che sono emerse nel corso del progetto sono state principalmente la scarsa adesione da parte dei pescatori e un arco temporale troppo ristretto nella raccolta dei dati. Il coinvolgimento della sezione di categoria nel fare da ponte con i pescatori potrebbe aiutare ad ottenere un coinvolgimento maggiore. Le attività di comunicazione comune e verso le comunità locali e marinere coinvolte sono state sviluppate all'interno dell'azione 9. Gli eventi di diffusione e comunicazione del progetto Tartatur sono stati la presentazione alla riunione del distretto ittico Alto Adriatico nel gennaio del 2019, la pubblicazione di una sintesi del progetto nella newsletter di Farnet a febbraio 2019, la presentazione del progetto alla rete nazionale dei FLAG a Noto a luglio del 2019, la presentazione dei primi risultati del progetto a Bruxelles durante il seminario Post 2020 Local Action in a Changing World il 3 e 4 dicembre 2019, dove il progetto è stato premiato come miglior progetto che utilizza la strategia CLLD, e infine la presentazione a Venezia durante un incontro nell'ambito del progetto Adri Smart Fish a dicembre 2019. In queste slide sono rappresentati i vari eventi in cui è stato presentato il progetto Tartatur. Questo è il tavolo del distretto Alto Adriatico. Questa è la newsletter di Farnet. Questo è lo stand al seminario Post 2020 di Farnet con la consegna del premio come miglior progetto che utilizza la strategia CLD da parte del neocommissario Virginijus Sinkevicius alla sua prima uscita pubblica.